Bene, eccoci qua, allora siamo tornati in studio per affrontare una figura sicuramente, come dire, che ha fatto la storia, anche questa, e che viene raccontata anche come una grande figura. E stiamo parlando della regina Vittoria e in questo caso anche di quello che è stato l'impero britannico, Ermanno. Sicuramente fu una donna che governò il governo, diciamo, l'impero britannico per 62 anni e quindi 63, quindi diciamo che di storia ne ha fatta tanta, ha gestito, diciamo, l'impero e l'ha raddoppiato come grandezza, anzi forse qualcosa di più. Di conseguenza questa regina, diciamo che poi lei direttamente no, ma sicuramente i governi che sono passati attraverso il suo impero hanno gestito, diciamo, l'economia del mondo a vantaggio loro. Ma noi vorremmo dare un'impostazione un po' diversa a questa trasmissione assieme ai nostri ospiti. Il concetto di impero. Il concetto di impero che normalmente viene utilizzato come un fattore positivo, cioè un impero è una cosa bella, è una cosa che funziona, è una cosa che rende molto, è una, diciamo, l'imperatrice è la rappresentante di un mondo nuovo dove aggrego tanti stati insieme e li gestisco. E naturalmente quando si usa questo termine sembra un termine positivo. Invece è come parlare dell'inferno di Dante. Cosa vuol dire? Vuol dire che per fare l'impero io devo sacrificare milioni di persone, ma anche fisicamente. Non solo nelle guerre, ma anche posso far morire di fame, oppure fare altre cose. Ma per quale motivo? Perché pro domo mea, diceva Giulio Cesare. Perché a inventare il concetto di impero nella storia che io conosco è stato il primo, è stato Giulio Cesare, che poi non fu imperatore, ma il concetto di impero lo programmò il signor Giulio Cesare, cominciando dalle guerre galliche e poi tutto quello che ha fatto naturalmente in Oriente, quindi con la Cesarea, piuttosto che in Egitto, piuttosto che in altri stati. Qual era il concetto di Cesare? Cesare sostanzialmente, bisogna tornare all'epoca, perché se no non si capisce, a Roma c'erano i patrizi e i plebei, c'erano le persone ricche e le persone sfruttate dai ricchi come avviene in tutto il mondo. E Cesare era dalla parte dei poveri e quindi voleva che anche i poveri avessero qualche cosa, ma naturalmente se uno è povero viene sfruttato da un ricco e mai riuscirà a diventare ricco salvo eccezione. E allora lui inventò la guerra gallica, cioè io vado da un'altra parte del pianeta, allora diciamo nella pianura padana, creo un esercito di veneti, perché c'erano già i veneti a quell'epoca, e vado a prendere le risorse negli altri paesi. Manda in milioni, oltre 1 milione di schiavi che cattura naturalmente in questo percorso, li manda a Roma e allora anche i poveri che hanno 1, 2, 3, 5, 10 schiavi, parliamo di 1 milione, Roma allora erano qualche centinaio di migliaia di abitanti, diventano ricchi. La ricchezza di Roma sta sulla predazione delle città e delle terre e delle popolazioni che vengono invase dai romani. Questo è il concetto di impero. Poi lui non ha il tempo fisico per gestirlo, ci penserà Cesare, Ottaviano Augusto e via dopo di lui tutti gli altri, Tiberio e tutti gli altri che arriveranno, sempre sul concetto pochi, cioè i patrizi sono i romani, i plebei sono i terreni conquistati. E farà il disastro in Palestina perché il Tempio di Re Salomone viene distrutto da Tito, figlio di Vespasiano, imperatore, così avviene in Egitto, così avviene in tutte le altre popolazioni e Roma gestisce
diciamo, la predazione di tutte le popolazioni che vengono sottomesse naturalmente con violenza. E non frega niente a Roma se questi muoiono di fame, l'importante è portare a Roma quello che serve, e Roma diventa caput mundi, ma caput mundi sulla pelle delle persone. Allora questa è un'altra visione, non è che sia tutto così, ce ne sono molte altre cose ancora più pesanti, ma questa è una visione di quello che vuol dire impero. Allora, a distanza di 1000 anni, pressappoco, 2000 anni, la regina Vittoria pratica la stessa politica, conquista le Indie, conquista la Cina, non solo, ma la Cina viene conquistata con lo spaccio della droga. È come se Totò Riina venisse qua col fucile e dice: devi assumere la droga, perché se non assumi la droga ti sparo. Siccome io mi ribello, allora mi paghi anche il dazio. Questa è stata la guerra di Boxer, detto con 3 parole un po' così alla leggera, ma ne parleremo anche in questo senso. Quindi cosa era importante? Qual è stata la reazione, il dominio dell'Inghilterra, formata da circa 15 milioni di abitanti, che aveva alla fine dell'impero aveva sottomesso oltre mezzo miliardo di abitanti del pianeta, che lavoravano tutti e si faticavano solo ed esclusivamente per l'Inghilterra. E Gandhi ne è un esempio, è quello che poi libererà la propria terra dall'impero, perché addirittura c'era la tassa sul sale. L'India produceva sale, ma gli indiani non potevano mangiarlo perché c'era una tassa, e non potevano neanche utilizzarlo, e lo producevano. Questo era l'assurdo, ma è un assurdo alla grande, poi ne porteremo altri esempi con i nostri ospiti. Questo volevo far capire ai nostri telespettatori la nostra impostazione sul concetto di impero. L'impero è una parola simile a una bestemmia, è una porcheria che gli uomini si sono inventati e l'hanno addirittura santificata. E allora in questo senso abbiamo 2 ospiti che ci aiuteranno a dibattere, se naturalmente l'impostazione nostra è corretta, e che riusciremo a far capire ai nostri telespettatori qual è stato questo impero della regina Vittoria e a che punto siamo arrivati addirittura alla guerra dei Boxer, e addirittura praticamente io la considero la guerra dei Boxer la prima vera guerra mondiale, che avviene circa 14 anni prima della prima guerra mondiale. Sì, prego. Esattamente. Presento gli ospiti che sono con noi. Saluto e ringrazio per essere in studio il professor Corrado Poli. Buonasera professor Poli, grazie di essere con noi, un editorialista e uno scrittore. In collegamento saluto il professor David Burigana. Buonasera professor Burigana. Buonasera. Buonasera, grazie anche a lei per la disponibilità, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Padova. Certo Ermanno, tu hai messo, come si suol dire, il dito nella piaga, perché c'è un problema sostanziale nella narrazione della storia e di come le cose sono state presentate. Allora, la narrazione naturalmente, come avviene in tutti questi casi, la storia la scrive il vincitore, il vinto non ha la possibilità di farlo. Sta negli storici o comunque nelle tracce che rimangono della storia, perché spesso la storia, una parte della storia viene dimenticata e scompare. Nelle tracce che rimangono della storia, ricostruire una storia più realistica, ma non di narrazione, ma di fatti. Raccontiamo i fatti, quello che è successo, non solo, ma io faccio sempre un'operazione all'inverso, cioè se la Cina fosse andata in Inghilterra e avesse imposto l'oppio e avesse portato via tutto l'oro e tutto l'argento che avevano gli inglesi e li avesse schiavizzati e gli avesse addirittura messo addosso una guerra, addirittura 8 stati contro l'Inghilterra, noi oggi saremmo sicuramente inviperiti, termine abbastanza banale, saremmo scioccati. Sono venuti i cinesi e hanno invaso l'Europa.
È una cosa terribile. Sono venute con le armi, coi cannoni, hanno sparato perché ha detto o prendete l'oppio perché era vietato in Cina e invece così come in Europa, allora o prendete l'oppio e lo pagate perché noi abbiamo bisogno dei vostri soldi e quindi dobbiamo sfruttarvi. Dio, sul libro di storia se ci fosse scritto una cosa di questo genere saremmo allibiti, no? E invece la guerra dei boxer, per esempio vista da Hollywood, visto che John Wayne era uno degli eroi della guerra dei boxer, no? Che era la vittima dei cinesi che si difendevano, poveretti, ecco, allora Hollywood ci dice quei cattivi cinesi che volevano uccidere John Wayne. E poi alla fine è riuscito perché era un eroe, e invece eravamo noi il contrario. Non so se mi spiego. Cioè la guerra, la storia va sempre raccontata anche invertendo l'ordine dei fattori. Se invertendo l'ordine dei fattori la cosa funziona, allora vuol dire che è giusto. Ma invertendo l'ordine dei fattori la cosa mi viene addosso, come se i cinesi venissero qui e ci invadessero a suon di cannonate, e noi saremmo preoccupati, ma noi nel 1900 abbiamo mandato 2 corazzate in Cina a sparare contro i cinesi perché non volevano l'oppio. Noi italiani, a distanza di 39 anni dall'unità d'Italia, non so se mi spiego, noi andavamo in Cina a sparare contro i cinesi. Ecco, questa è la posizione che noi abbiamo in questa. E naturalmente lascio la parola ai nostri ospiti. Corrado Poli, una sua opinione sul concetto di impero. È positivo o è negativo l'impero? Lei ha messo molta carne al fuoco. Prima di tutto... Speriamo che non si bruci. Prima di tutto diciamo una cosa. L'aforisma che la storia la scrivono i vincitori è molto discutibile, nel senso che la storia, quella seria, quella fatta dagli studiosi, presume un metodo e un rigore che porta a stabilire la verità e a stabilire perlomeno all'interno magari di una idea di fondo, di base, ma a provare delle tesi attraverso documenti, attraverso la conoscenza dei fatti. Quindi ecco, all'interno di questo, proprio per il fatto che le domande le sollevano con rigore gli storici professionisti, diciamo, non quelli, non i giornalisti, non Indro Montanelli che scrive la storia d'Italia come un giornalista brillante, piacevole, ma la storia presume un rigore dal quale non si può prescindere. Poi ci può essere la storia di regime, la storia indirizzata da una parte o dall'altra, ma la storia è una cosa seria, è una cosa che deriva da dei pensieri, dalle domande impostate in maniera rigorosa. Quindi questa è la prima osservazione che io farei su questo. Il discorso dell'impero e del dominio di alcuni popoli sugli altri, certamente in gran parte dei casi sono stati anche portati con grande violenza e con grande spargimento di sangue. Adesso io non andrei fino ai tempi di Giulio Cesare o in generale, perché ce ne sono stati anche altri, e però ecco, ultimamente ormai sono passati 20 anni, Toni Negri scrisse il libro sull'impero, sostenendo che gli Stati Uniti sono diventati l'impero, più che gli Stati Uniti l'alleanza euroatlantica cercava nel 2000, quando uscì il libro, di dominare il mondo come un impero, imponendo una propria cultura, un proprio modo di
No, intanto di dominarlo dal punto di vista economico, militare soprattutto, e però lei tra le varie cose ha anche citato Hollywood. Sì. Ora l'impero viene portato e viene costruito con le armi, su questo, e anche con delle ingiustizie, con delle situazioni spesso di violenza e di prevaricazione. Ma c'è un altro aspetto chiamiamolo così, dell'impero, c'è l'aspetto culturale. Molto spesso ci sono delle culture, delle organizzazioni statali ma anche culturali. Un vero impero non si impone mai solamente con le armi, si impone anche con una cultura che si diffonde, che viene recepita da coloro che vengono, diciamo, aggregati all'impero. Questa è un'altra forma di arroganza dell'impero. È una forma. Allora, torniamo al discorso di mi Giulio. faccio finire Prego, una cosa. Prego. Per esempio, oltre a questo, l'impero, la diffusione, porta anche alla cooptazione di chi viene invaso o che viene occupato. Non dimentichiamoci che l'impero di adesso sono gli Stati Uniti il paese leader in questo momento, se vogliamo dire, non certo più l'Inghilterra o il Regno Unito che dir si voglia. E si sono separati e hanno imposto la loro forza su quella degli inglesi. Non solo, ma visto che lei ha citato Giulio Cesare, dopo quel tempo lì, a me questi paragoni storici mi lasciano un po' imbarazzato, però si possono fare a livello così divulgativo, ma dopo una trentina d'anni, cinquantina d'anni dalla morte di Giulio Cesare, dall'invasione della Gallia da parte di Giulio Cesare, che era Tiberio, sì. Per la prima volta, questo l'ho letto su Tacito, nominò senatore dei Galli nel Senato romano. Certo. E con l'opposizione di alcuni dicevano: ma come? Mio padre ha combattuto contro i Galli e adesso questo qui viene a fare il senatore. Ecco, quindi voglio dire, lei entra in un altro argomento, cioè uno dei fattori fondamentali è quello di creare nei popoli conquistati una propria egemonia. Allora, diciamolo ai nostri, perché io parlo sempre ai nostri telespettatori, poi la discussione tra di noi. Per esempio, Attila è vissuto e cresciuto da piccolo a Ravenna e a Roma. Parlava perfettamente il greco e parlava altrettanto perfettamente il latino. Poi se n'è andato a casa sua e con l'esperienza che ha fatto a Roma come predatore ha costituito un proprio impero, ma era enorme. Che poi sia venuto e hanno detto Attila flagello di Dio, non era assolutamente vero. Il flagello di Dio era Roma in quel momento e anche precedentemente. Ma questo lo possiamo ammettere. Il problema è come narri le cose, gli stessi fatti. Allora, quello che io dicevo prima, immaginiamo che i cinesi ci vengono a vendere l'oppio qui, come saremmo oggi, che reazione avremmo oggi di fronte a un'aggressione di questo genere? È avvenuta e non ci meraviglia, perché è talmente distante da noi che dice vabbè, è un fatto, è brutto, bello, eccetera, lo possiamo commentare, ma non ci tocca. E invece i cinesi sono stati distrutti, perché è stata la guerra dell'oppio, sono stati 140 anni di conflitto nei confronti dei cinesi, al punto tale che li hanno messi a zero. Poi c'è stata l'invasione dei giapponesi, poi c'è stato Mao Zedong che ha cercato di mettere insieme i cocci e non c'è riuscito, poi invece c'è riuscita l'America sfruttando i cinesi, dicendo fate il lavoro voi che tanto la manodopera costa poco, siete dei cretini, e oggi sono diventati quello che sono diventati. Questo è l'impero, perché poi
Roma, Grecia capta cepit victores, no? Cioè quando i romani sono andati a conquistare la Grecia, i greci con culto e con saggezza sono andati a Roma ed erano loro che gestivano tutta diciamo, la nomenclatura e tutta di Roma era greca, tant'è che erano 2 le lingue che si parlavano a Roma. Ma adesso non vorrei diciamo, attardarmi su questo discorso e lascerei un intervento dal professor Davide Burigana, che sicuramente avrà molto da dire contro quello che abbiamo in questo momento presentato. Prego. No, io sono d'accordo come storico, riferendomi al concetto dell'impero, suggerisco un bel libro di una storica italo-americana che si chiama Victoria de Grazia, lo pubblica con Einaudi in Italia nel 2006 e si intitola L'impero irresistibile e racconta come gli Stati Uniti hanno agito da un punto di vista culturale per investire tutto il mondo occidentale e portare la loro cultura, a partire dai consumi di massa fino a un certo modo di intendere la politica estera. È un bel libro perché è quello a cui ci riferivamo anche prima, cioè l'idea di un impero che poi ha anche una sua influenza culturale. Dopodiché, se torniamo alla nascita dell'impero con la regina Vittoria nel 1876, lei è imperatrice non di un impero qualsiasi, ma dell'impero indiano, è un impero che nasce anche quello su uno scontro militare, quindi la Compagnia delle Indie Orientali, che viene sopraffatta da questa grande rivolta che dura più di 15 anni, delle sue truppe mercenarie, i Sepoys, con anche un imperatore, un re a Delhi che si autonomina imperatore, però guida questa resistenza e quindi obbliga, tra l'altro, nel periodo, siamo nel 1857, quindi il periodo anche post una delle 2 guerre dell'oppio, a deviare alcune truppe britanniche per riprendere in mano la situazione. Quindi un impero che si sviluppa su una guerra. Sì, mi scusi, sì. Posso interromperla? Chi aggredisce chi? Sono gli inglesi che sono gli ospiti aggressori. L'altro è... No, gli inglesi non sono ospiti, come ricorda un bel libro di Carlo Maria Cipolla, quando Magellano arriva in India, sbarca e i locali chiedono che cosa stai cercando e lui risponde spezie e cristiani. Cristiani non ce n'erano, spezie tante. Il libro si chiama Vele e cannoni d'Europa nei mari del mondo, quindi ovviamente c'era qualcuno che aveva investito soldi, chi foraggiava la Compagnia delle Indie Orientali e voleva un ritorno economico. Quindi avevano una serie di basi commerciali dove vendevano, ovviamente a quale prezzo? Al prezzo del loro mercato. Avendo un mercato occidentale, avendo un mercato anche in quel momento che si spingeva molto nel Mediterraneo e anche in quello che poi era l'impero ottomano, ovviamente avevano, come si dice, il coltello dalla parte del manico nel negoziare i prezzi migliori. Quindi rispetto a questo, diciamo, non erano ospiti, occupavano delle basi commerciali, avevano i loro contatti con molti dei sovrani dell'India, perché l'India non è un impero, ma è divisa in molti potentati, che poi per loro interessi di elite appoggeranno il progetto britannico. Quindi non è che arrivano in una India unita e spaccano tutto. Era già in questa fase, come in Africa, il grande impero Bantu, che nel 1650 inizia ad accartocciarsi. Quando arrivano gli europei a commerciare soprattutto in schiavi, così tagliamo subito la questione, in realtà a loro servono però i potentati locali, è famoso quello nell'attuale Benin, già commerciano in schiavi e ci sono dei regni divisi come anche in India. Ovviamente di queste divisioni chi approfitta che riesce ad avere un'organizzazione più verticistica
quindi la Compagnia delle Indie Orientali. Siamo in un momento in cui, come ha ricordato lei, la Gran Bretagna però è impegnata su più fronti. 1857, quindi c'è stata la guerra di Crimea, 1856, 1850-54 c'è una delle guerre dell'oppio, poi sono gli anni 50, la Gran Bretagna dopo la guerra di Crimea si sta spingendo anche nel nord Europa, dopodiché dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti che cominciano ad avere loro proiezioni nel Pacifico. È una situazione in cui diciamo non ci sono truppe, non ci sono forze da impegnare in India. Di questo approfittano queste truppe locali, mercenarie, i Sepoys, che aveva comandato per esempio all'inizio dell'Ottocento anche Wellington, il vincitore di Waterloo. Ma chi c'è dietro i Sepoys? I Sepoys rappresentano un'elite diversa dai potentati locali, un'elite che non è una borghesia, ma è un'elite che ha conosciuto, ci suggerirebbe la discussione di oggi, ha conosciuto anche la frusta dell'impero, no? E però ha conosciuto anche un certo benessere e l'idea di dover, diciamo, non più cedere su quel benessere. Infatti è una cosa che non si ricorda spesso, però questi Sepoys, soprattutto i sottufficiali, erano persone anche di un certo livello. Non erano di altissimo livello culturale, però avevano un certo livello e loro quindi organizzano una resistenza attorno a quale stato? Attorno soprattutto alla zona di Delhi e quindi a una delle zone anche cruciali per il controllo, per il commercio in India, e quindi si ribellano contro chi? Contro gli inglesi, e questo porta allora il governo britannico, spinto dalle grandi lobby della Compagnia delle Indie Orientali, perché la Gran Bretagna in quel momento ha un'espansione importantissima, inizia la seconda rivoluzione industriale e insomma i guadagni sono molti, anche se nella stessa Londra 20 anni prima, ricorda la situazione anche fino agli anni 50, Charles Dickens nei suoi volumi, no? Qual era la situazione di chi non godeva di questo benessere, ma chi gode di questo benessere, chi appartiene all'elite di quello che diventerà l'impero, spinge perché questi interessi vengano riconosciuti da una parte, dall'altra c'è anche uno scivolamento della Compagnia delle Indie Orientali e alcuni in Gran Bretagna, con un anticipo di una ventina d'anni, pensano che è il momento per lo Stato di intervenire, di prendere il controllo diretto, e questa sarà la nascita dell'impero ufficialmente nel 1876, ma si costruirà già da prima, già dagli anni 60. Solo un'ultima cosa: gli anni 70 dell'Ottocento sono un periodo particolare per l'Europa, 77-78 c'è la guerra russo-turca, quindi l'impero russo si proietta verso gli stretti e vuole controllare l'impero ottomano e si scontra con le potenze europee, non la Francia che è debole, ma la Gran Bretagna e la Germania di Bismarck. Tanto è vero che questa guerra si concluderà con un famoso congresso, quello di Berlino, nel 1878, in cui verrà ridimensionata la politica di espansione dell'impero russo. Da chi? Da due imperi, quello britannico e quello germanico, il quale ha già degli interessi in giro per il mondo, anche nel Pacifico. Hanno anche loro una loro compagnia. Finisco davvero qui. Tutto questo arriverà poi nel 1884-85 con il secondo congresso di Berlino, la spartizione dell'Africa. Quindi siamo in un momento in cui stiamo forgiando, perché prima erano dei francesi, forgiando il lato più oscuro dell'impero, cioè l'imperialismo. Noi andavamo lì per generosità o andavamo lì per rubare? Ma no, non si va per generosità. Ecco, io ringrazio sempre di partecipare alle vostre trasmissioni, no? Sì. All'inizio partecipavo con attenzione, mi permetto anche con una certa timidezza. Poi a volte, come anche stasera, mi fa piacere partecipare perché voi non tirate per i capelli la storia, approfittate della storia per far ragionare chi ci ascolta e magari fare delle proiezioni sul tempo presente,
che non è tradire la storia. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche oggi come allora c'è chi si muove per interessi, forti interessi economici, nelle guerre, nelle crisi, c'è questo, e l'opinione pubblica, le persone, oggi più di allora, ne devono essere coscienti. E quindi no che non si muovevano per generosità. Poi naturalmente uno come Cecil Rhodes, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, che fonderà la Rhodesia, ma soprattutto spingerà per la creazione di un club britannico, del quale avrebbero poi fatto parte importanti esponenti del governo britannico, anche che parteciperanno Lloyd George, Chamberlain. Cosa volevano fare loro? Loro volevano creare un impero centrale in Africa controllato dalla Gran Bretagna, per portare cosa? La British Civilization, cioè il controllo dell'impero britannico, nel quale poi si sarebbero inseriti questi popoli, o meglio inseriti, c'è una grande differenza con i francesi che puntavano all'assimilazione, no, avrebbero mantenuto le loro identità, ma in una scala gerarchica. Chi aveva studiato a Eton College, come oggi a nord di Windsor, avrebbe controllato questo grande impero. Gli altri avrebbero trovato una loro posizione subordinata politicamente, ma nella quale avrebbero avuto anche loro da guadagnare. Tutto questo viene spinto dall'idea che l'Africa sia una grande, come oggi è, e lo sappiamo, ma lo intuivano anche all'epoca, una grande riserva di minerali importanti. E questo porterà quindi non solo la Gran Bretagna, ma tutti gli interessi economici. Avete ricordato la guerra dei Boxer del Novecento, è la prima guerra, per alcuni negli anni 90, due studiosi americani la definiscono una delle prime operazioni di peacekeeping. No, e appunto su questo c'è da discutere. Solo una questione: gli Stati Uniti partecipano anche loro, e anche loro otterranno la loro fetta di torta, cioè la clausola della nazione favorita. Non vorranno occupare territori come tutti gli altri paesi, dall'Italia, dal Giappone, la Francia, il Belgio, anche il Lussemburgo, con degli impegni finanziari. No, gli Stati Uniti vorranno vedersi riconosciuta la clausola della nazione favorita, quindi in ogni accordo commerciale. Per loro l'importante è l'aspetto commerciale, e saranno loro a scatenare l'apertura del congresso di Berlino nel 1884-85, perché saranno loro, in una fase in cui si deve discutere a chi succederà in Congo, perché il Congo belga è proprietà privata del re del Belgio, non è uno Stato. Saranno loro, riconoscendo la società internazionale geografica africana, a spingere Gran Bretagna e Germania a convocare questo congresso per forti interessi economici. Quindi questo è un conflitto all'interno di una serie di imperi, naturalmente, perché il Congo belga era molto ricco, e ma non mi attarderai su questo. Io sono dell'avviso che l'impero americano in questo momento, visto che si parlava che anche l'America si presenta come un impero, ha una fisionomia un po' diversa. Cosa vuol dire? Vuol dire che sì, sicuramente useranno le armi, ma le useranno in maniera molto più limitata, visto che il rischio di un conflitto atomico è sempre alle porte, e speriamo che sia così. Però diciamo che la conquista del mondo da parte degli americani è basata su un principio semplicissimo: la nuova economia americana, cioè il Fordismo. Ci trovavamo di fronte a due momenti storici, dove da una parte era nato il comunismo, il bolscevismo, per la condivisione delle ricchezze a livello marxista, no? Dall'altra parte c'era il capitalismo che prevaleva.
La via di mezzo l'ha trovata Ford, cioè dice creiamo il mercato, paghiamo di più gli operai perché allora creano il mercato e creando il mercato io riesco a vendere i prodotti di più e più velocemente il denaro gira e non lo mettiamo sottoterra come si usava nel Medioevo, ma lo facciamo girare. C'è un bel libro di Guido Carli, il presidente, il governatore della Banca d'Italia, quando parla delle colonie, parla delle crociate. L'economia del Medioevo è stata sbloccata dalle crociate perché tutti mettevano via, nascondevano le risorse economiche e invece le crociate hanno costretto a tirar fuori l'oro e i valori da sotto il mattone e usarli per costruire armi, e questo ha incominciato a girare del denaro e questo ha creato anche un'economia di guerra, una delle prime economie di guerra del Medioevo, che poi si è sviluppata, abbiamo visto, fino ad oggi. La stessa cosa vale per il Fordismo, non tanto per la questione bellica, ma quanto perché se io riesco a pagare di più i miei operai, ovviamente proporzionato a un certo tipo di crescita, cresceranno anche i supermercati, che una volta non avevamo, cresceranno i grandi centri di vendita, crescerà Amazon, perché tutti avranno possibilità di spendere e allora la velocità con cui gira il denaro crea un impero. È un impero completamente diverso rispetto a quello russo e rispetto a quello cinese, e qui ci sarà lo scontro, perché alla fine sono sempre i denari quelli che creano le guerre e che arrivano poi a gestire un certo tipo di pace. Ma adesso passiamo a un primo contributo per aiutare i nostri telespettatori sul concetto Regina Vittoria, nonna d'Europa, cioè un po' la vita della Regina Vittoria, che è stata la più longeva, salvo Elisabetta II che è morta da pochi anni, e quindi vediamo questo personaggio che ha percorso praticamente buona parte dell'Ottocento, è morta nel 1903, e di conseguenza vediamo questo personaggio come cresce e soprattutto il concetto di impero. Prego. Nata il 24 maggio 1819 a Kensington Palace, la regina Vittoria d'Inghilterra e del Regno Unito regnò per 63 anni, dal 20 giugno 1837 fino alla sua morte il 22 gennaio 1901. Furono 63 anni di regno, poi passato alla storia come l'epoca vittoriana. Figlia del principe Edoardo Augusto, duca di Kent e di Vittoria di Sassonia, rimase orfana di padre a 8 mesi. Vittoria quindi fu cresciuta dalla madre in un ambiente rigoroso, conosciuto come sistema di Kensington. Nel 1837 re Guglielmo IV, zio di Vittoria, morì e per diritto dinastico lei salì al trono a soli 18 anni e venne incoronata regina il 28 giugno 1838 nell'abbazia di Westminster, epicentro della cristianità anglosassone, di cui lei diventerà il capo indiscusso. All'epoca l'Inghilterra aveva 15 milioni di abitanti, ma l'impero britannico era già una realtà planetaria. La corona inglese governava circa 230 milioni di sudditi sparsi in tutto il pianeta. Gli inglesi, con il concetto di impero, si erano arrogati il diritto di sfruttamento di paesi pacifici e non belligeranti, la conquista di altre terre e di altre etnie. Il diritto inglese consentiva loro il normale sfruttamento socio-economico. Sotto l'impero vittoriano verrà organizzata la conquista del Mediterraneo e la conseguente unità d'Italia con la sottomissione del nuovo regno savoiardo. Garibaldi e la spedizione dei 1000 fu orchestrata e finanziata da Londra perché rientrava nella logica imperialista della regina Vittoria. Il diritto imperiale nasceva da quello romano, fondato da Cesare, che si concretava nel diritto di sfruttamento dei popoli meno organizzati e militarmente più deboli. L'impero era l'affermazione di un diverso status economico, ovvero il diritto di un popolo, esempio quello romano, di prevalere e sfruttare tutti i popoli militarmente sottomessi. Da questi paesi convergevano a Roma tutte le risorse, facendo di Roma l'epicentro dell'economia che venne denominato impero, ovvero sottomessi al comando di un solo popolo violento e predatore.
Così dai territori conquistati arrivavano alla caput mundi i beni, i prodotti, gli schiavi e quant'altro la rendesse bella. Roma divenne la summa teologica di tutte le civiltà conquistate. Così avvenne anche per il regno della regina Vittoria e l'impero britannico raggiunse con lei la sua massima estensione territoriale, dominando quasi un quarto della superficie terrestre. Quei 15 milioni di inglesi quindi dominavano circa 500 milioni di sudditi, un terzo della popolazione terrestre all'epoca, 1.600 milioni di persone. La regina Vittoria si sposò con il cugino di primo grado, il principe Alberto di Sassonia, con cui concepì 9 figli che a loro volta si coniugarono a membri delle famiglie reali europee. Vittoria allora assunse il bonario soprannome di Nonna d'Europa, ma questa nonna si considerava una regina per volontà divina, con il diritto di detenere il possesso e il governo di territori altrui, senza limite di sfruttamento, anche fino alla morte delle popolazioni delle colonie sottomesse. Era ed è il modo di rappresentare ancora oggi la storia attraverso la letteratura, la filmografia, che da allora ha continuato a perpetuare nel tempo quel senso di superiorità gerarchica tuttora presente nelle popolazioni sottomesse. Grazie a ciò, durante il regno della regina Vittoria si instaurò un periodo di progresso industriale, di nuove tecnologie, con lo sviluppo del sistema ferroviario, del telegrafo, il motore a vapore per le navi e molte altre innovazioni. Un progresso che era però essenzialmente basato sullo sfruttamento delle persone, con turni di lavoro fino a 16 ore, paghe insufficienti al normale limite di sopravvivenza. Lo sfruttamento del lavoro infantile era la norma, le condizioni igieniche inesistenti, e solo dopo la Prima Guerra Mondiale in alcuni paesi inizierà un progresso nel rapporto lavorativo. Dopo la morte del principe consorte Alberto nel 1861, la regina Vittoria cadde in depressione e si ritirò dalla vita pubblica, vestendo il lutto per il resto della sua vita. Nonostante questo, però, continuò a esercitare un'influenza significativa sulle decisioni dei suoi ministri e sulla politica del Regno Unito e dell'intero impero. Ecco, abbiamo percorso un attimo questo divario tra quello che è, diciamo, il beneficiario dell'impero e quello che è invece lo sfruttato. Corrado Poli, prego. Ma io sono per formazione, sono contrario agli imperi, sono contrario alle grandi concentrazioni, quindi diciamo condivido l'aspetto dello sfruttamento e di questo potere che viene dai più forti. E tuttavia voglio vedere le cose anche da un altro punto di vista. Se noi studiamo la storia delle guerre e delle violenze, dell'invasione, e ci limitiamo a questo, vediamo una parte della storia, una parte di quello che noi conosciamo. Noi dobbiamo anche tenere conto che già negli anni, nel 600-700 e diciamo al tempo della regina Vittoria o dopo la sconfitta della Francia napoleonica, l'egemonia inglese, e ha detto bene inglese perché effettivamente gli inglesi colonizzavano anche l'Irlanda, la Scozia, non soltanto l'India o l'Africa. C'era un primato della cultura e della organizzazione veramente inglese. E ecco, noi dobbiamo tenere conto anche di questo sviluppo della storia economica e della storia della tecnologia, della storia delle tecniche che venivano applicate e infine della storia sociale. Non dimentichiamo che nell'Ottocento si è sviluppata anche l'opposizione a questo modello capitalistico dello sfruttamento delle persone, dell'organizzazione del lavoro, eccetera, naturalmente con Marx. Diciamo che sono stati costretti
Perché se io devo essere ammazzato dal lavoro, mi difendo, allora, è un'autodifesa, fatta male, applicata bene, applicata male, ma è un'autodifesa delle popolazioni deboli. E allora lei viene con me dicendo che il problema non è soltanto la storia delle guerre e delle sopraffazioni, ma è anche la storia della evoluzione dell'economia, della capacità e della tecnica e della cultura, perché da questa storia va studiata anche dal punto di vista di come si sono evolute anche le grandi idee e le grandi narrazioni del secolo XIX, del secolo XX, che hanno portato per esempio al socialismo, hanno portato alla affermazione dei diritti dell'individuo, che già erano nati negli anni nel Settecento e precedentemente, ma che si sono gradualmente imposti fino ai nostri giorni, e tuttora si segue questa evoluzione. Quindi dobbiamo fare un po' attenzione a non limitarci nello studio della storia a quello di alcune battaglie, a quello di alcune vittorie e sopraffazioni, ma a quello anche degli spiriti che un popolo riesce ad esprimere. Se noi occidentali siamo riusciti ad imporci, guardate, alcuni mi conoscono perché scrivo spesso di questo argomento, non sono certo... Gli occidentali si volevano imporre? Non sono certo un filo occidentale o un esegeta degli Stati Uniti, nonostante ci abbia vissuto a lungo e lavorato soprattutto lì. No, attenzione, dobbiamo vedere quali sono la capacità che hanno i popoli di esprimersi, di conquistare culturalmente gli altri. Lei ha citato adesso per esempio l'impero russo o l'impero cinese. Bene, pur essendo ricchi, potenzialmente organizzati, militarmente forti, non sono riusciti, almeno finora, e adesso le cose forse stanno cambiando, non sono riusciti ad imporre la propria identità e la propria cultura al di là della maggiore potenza economica, e anche a costo della violenza. Noi occidentali siamo riusciti a fare questo in nome di alcuni principi che hanno avuto la capacità di imporsi. Non dimentichiamo, tra l'altro, per dire questo, che uno dei più grandi ammiratori di Taylor, lei ha parlato del Fordismo, no? Sì. Adesso si parla di Fordismo, ma il Fordismo nasce dalle ispirazioni del teorico dell'organizzazione che era Taylor. Certo, Taylor, sì. Era grandemente ammirato da Lenin. Lenin ammirava l'impostazione fordista e taylorista. E successivamente è stato considerato che l'economia russa, il comunismo vero e proprio, non era questo è Paul, non lo dico io, lo dice Paul Samuelson, lo diceva negli anni 50, che il capitalismo, che il sistema economico sovietico era altrettanto capitalista di quello americano dal punto di vista organizzativo, nel senso che c'era una grande concentrazione di capitali nel modello di produzione. Ecco, questo era un sistema, un modello culturale che si è affermato e si è affermato ovunque, anche oggi è ancora quello, sebbene con delle profonde crepe. Sì, però bisogna notare un particolare, che tutte le guerre che sono state sparse in tutto il pianeta sono nate in Europa. Noi siamo andati in America, abbiamo scoperto un nuovo continente che non era scoperto, c'erano già popolazioni americane, i nativi americani che sapevano dove stavano. Noi abbiamo scoperto l'America. Anche questo, solo questa frase è una bestemmia storica. Noi non abbiamo scoperto niente, siamo andati lì e l'abbiamo depredata.
Tant'è che Bartolomé de las Casas, che era un sacerdote, era un vescovo, che è vissuto a quell'epoca, scrive alla regina di Spagna, dice: hanno sacrificato, parliamo dei primi 30 anni, hanno sacrificato metà della già allora 1500 e qualcosa, hanno sacrificato la vita di metà della popolazione del continente conquistato. Li buttavano giù dai precipizi, le foibe sono state inventate in America e così facevano gli spagnoli. Ecco, non so se mi spiego. Allora, se questa è impero, io preferirei di no. Perché non vorrei essere dalla parte dell'indiano d'America, non vorrei essere dalla parte dell'africano, perché è vero che noi portiamo la cosiddetta cultura, la imponiamo, perché l'operazione dopo la guerra, e questa è sempre civiltà romana, devo imporre la mia cultura. Roma si è avvalsa di tutte le culture del Mediterraneo. Roma, quando è andata a fare l'impero, era una cittadina, è diventata quello che è diventata perché ha rubato anche la cultura di tutti quanti i popoli che erano sul Mediterraneo. E la stessa cosa avviene in Inghilterra, ma addirittura certe popolazioni obbligatoriamente vengono portate in Australia o in altri paesi per ripopolare a modo loro i nuovi territori e sacrificando le popolazioni indigene. Tant'è che circa 10 anni fa l'Inghilterra ha riconosciuto i disastri economici e il genocidio che ha fatto in Australia e ha chiesto scusa finalmente, ma diciamo che è una scusa che non serve a niente, serve solo a quello che ne ha beneficiato per farsi bello, perché quelli che sono morti e sono spariti. Questo è il punto. E la maggior parte della storia è un cambiamento culturale profondo questo, nel momento in cui tu ti scusi. Mi scusi, noi abbiamo un centro importante che si chiama Vaticano, che dice: non fare agli altri, oppure fai agli altri quel che vorresti fosse fatto a te. Allora attenzione, la regina Vittoria è capo della cristianità anglosassone, inglese, no? E lei accetta che i suoi soldati vadano a massacrare centinaia di migliaia di persone. Il primo principio della civiltà cristiana è quello di dare una mano a quello che ha bisogno. Cristo non è per quello che predicava, Cristo rivoluzionava l'economia di Roma, perché i romani, il principio fondamentale dell'economia romana era predatorio. Se io devo dividere il mio mantello perché lui ha freddo e io ne ho abbastanza, allora lo divido con un altro, questo è un principio che faceva orrore a Roma. No, se uno ha bisogno io lo rendo schiavo perché mi serve. E questa è la stessa cosa che succede. Ma allora cosa abbiamo, per dirlo ai nostri telespettatori? Abbiamo l'uomo di Neanderthal, no, che viene soppresso dall'Homo sapiens. Allora l'Homo sapiens è l'Inghilterra, l'uomo di Neanderthal invece è quello che dovrà sparire. E l'economia se andate in Africa, è un orrore in questo momento. Non c'è un paese che riesca a sopravvivere. L'altro problema è se quelle popolazioni si fossero sviluppate spontaneamente, per conto loro, e avessero creato una loro civiltà, forse come è successo in molti posti, in India, in Cina, eccetera, perché in Cina abbiamo una cultura che dice le stesse cose che dice Cristo, non fare agli altri, quello che non vorresti fosse fatto a te. Di tutte le religioni sono fatte così. Allora forse abbiamo castrato una civiltà in fase di sviluppo e poteva avere uno sviluppo diverso e meno bellicoso, perché il 90% delle guerre del mondo sono nate in Europa.
Professor David Burigana, l'abbiamo fatta un po' lunga, ma lascio a lei un commento a quello che stiamo dicendo. Ma abbiamo portato veramente la civiltà oppure ci siamo appropriati delle cose altrui e anche delle civiltà altrui abbiamo imparato da loro? Perché la bussola l'hanno inventata i cinesi, la stampa l'hanno inventata i cinesi, la polvere da sparo l'hanno inventata i cinesi, che poi noi l'abbiamo usata come l'abbiamo usata. Questo fa parte di un altro bel discorso che dovremmo aprire. Prego, professore. Vabbè, la polvere da sparo la usavano anche loro in fase, diciamo, difensiva, ma noi, come si ricordava prima, abbiamo creato per esempio la riflessione sui diritti umani. Dalla rivoluzione americana, da quella francese, poi da dopo la seconda guerra mondiale, noi, non altre civiltà. Quindi diciamo la storia ha queste fasi e è difficile vedere il bianco e il nero da una parte o dall'altra, bisogna cercare di analizzarle. Quindi prima io sono intervenuto sui moventi economico, politici che hanno creato gli imperi e l'imperialismo, però ripeto, quando si parla di Sud America, quando si parla di Africa, quando si parla della Cina, della guerra dell'oppio, diciamo le situazioni non è che vi erano delle civiltà che noi siamo andati ad intaccare, non c'era un'unità politica. Il sistema economico ha favorito, secondo me, la partecipazione di elite locali a questa condivisione, alla divisione di varie torte, come anche nel caso della guerra dell'oppio, come anche nel caso per esempio della guerra dei boxer, no? Sì. Non è un caso se l'imperatrice, che è la penultima imperatrice, l'ultimo sarà l'imperatore Tui, non fornisce ai boxer delle artiglierie. Quando c'è il famoso assedio dei 55 giorni di Pechino, reso famoso in un film del 63 con David Niven, Charlton Heston, Ava Gardner, no? Con un impianto molto... non è un film che fa vedere come gli occidentali fossero buoni e gli altri fossero cattivi. Cerca di fare un'analisi e in effetti anche in quell'analisi emerge come il governo imperiale cinese avesse tentato di usare i boxer per tirare la corda con gli europei, perché non gli fornisce le artiglierie di cui avevano bisogno per radere al suolo quei 380 europei asserragliati sotto le mura della città proibita. Quindi se si fanno delle analisi, in queste analisi emerge come questi imperi sorgono, e questo dovrebbe farci riflettere anche a noi oggi, nel momento in cui non ci sono delle forti entità statuali. Quindi dopodiché ovviamente perché chiedere perdono, che ha fatto anche Papa Giovanni Paolo II, cioè chiedere perdono anche di quello che la Chiesa ha fatto in passato, perché questo rientra in un nostro modo di fare, che è un modo di fare occidentale. Poi le guerre che abbiamo esportato, le guerre sono esportate da chi ha la migliore e la maggior tecnologia, soprattutto quando ci sono degli scontri, degli attriti e non ci sono delle arene di dialogo diplomatico. Oggi lo vediamo in modo triste, molto triste, in modo estremamente chiaro. Quindi la seconda metà dell'Ottocento favorisce, io mi ricordo una testimonianza di un diplomatico italiano che mi diceva: sai, la differenza tra noi e gli inglesi è che gli inglesi hanno avuto un impero. Perché? Perché loro fanno molto più gioco di squadra e di sponda di noi. Loro hanno una continuità istituzionale che noi non abbiamo avuto, e questo loro l'hanno avuto grazie all'affinamento nella gestione di un impero, in un impero in cui non vi era l'idea di assimilare, c'era l'idea di mantenere le diverse identità. Questo perché? Perché
vi erano delle strutture sociali, economiche, ma anche di potere sulle quali l'impero si appoggiava. Lo stesso Gandhi studia in Gran Bretagna e poi ha una sua evoluzione personale, ma lui era frutto del sistema dell'impero. L'impero si accartoccerà, ma dopo la seconda guerra mondiale, quando la Gran Bretagna è arrivata con l'acqua alla gola. La Gran Bretagna manterrà il sistema, per esempio, il sistema delle tessere per il cibo dopo la seconda guerra mondiale, fino all'inizio degli anni 50. La Gran Bretagna aveva accolto l'aiuto degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale hanno chiesto nel 1941 alla Gran Bretagna di aprire il sistema delle preferenze imperiali, quindi di aprire l'area della sterlina al commercio libero, e questo ha comportato appunto poi la fine dell'impero, il mantenimento del Commonwealth, ma l'impero era poi non tanto ingestibile quanto incontrollabile, con delle spinte importanti verso l'indipendenza. Però qui richiamo l'aspetto culturale che richiamava anche il professor Corrado Poli prima, cioè l'idea che il mondo occidentale ha avuto un'importanza, un'influenza culturale importante anche sugli aspetti dell'interpretazione del governo, la democrazia, la repubblica. La monarchia britannica era una monarchia che si basava su una carta, un patto, cioè un'antica monarchia, ma è una monarchia che ha un suo Parlamento, un premier. Quindi ora noi abbiamo parlato della Regina Vittoria, però dietro la Regina Vittoria vi erano delle elite. Sono quelle stesse elite che ricordavo prima, da ragazzi si erano ritrovati all'Eton College e poi nelle due grandi università, Cambridge e Oxford, e che erano destinati a gestire l'impero, a esportare verso l'impero gli interessi economico-finanziari, ma anche gli interessi culturali. C'è tutto un discorso culturale dietro a questa civilizzazione britannica, che ricordavo prima era dietro anche a un progetto come quello di Cecil Rhodes, quindi di controllare l'Africa, ma di fare dell'Africa un centro non solo di sfruttamento, ma anche un centro di proiezione di quella che era la visione britannica del mondo. Certo. Quindi, e tutto questo ovviamente quando si parla di potere, quando si parla di forti interessi economico-finanziari, anche oggi ci sono tantissimi esempi, si impatta con che cosa? Con la brutalità. Oggi ci sono tantissimi esempi, non è questa la sera per farne, solo un esempio storico, la Namibia che otterrà l'indipendenza solo nel 1885-89 sul finire della guerra fredda, ma era sotto un controllo da parte del Sudafrica. La Namibia è il primo produttore di germanio all'indomani della seconda guerra mondiale. Il germanio era uno dei componenti fondamentali per i transistor, la produzione, o meglio non i transistor perché sono inventati nel 1947, però di quei sistemi elettromeccanici che facevano funzionare i radar. Certo. E il Congo nel 1960 era uno dei primi esportatori di uranio, quindi certo, l'uranio 235-238 che serviva per produrre la bomba. Certo. Non a caso sia l'Unione Sovietica che gli Stati Uniti si interessano subito al transito verso l'indipendenza del Congo, e non è un caso se una provincia come quella del Katanga fa una secessione. Certo. Katanga, e qui finisco, che ha dato vita a una delle più grandi leggende africane di terrore, che è quella del famoso re Missiri, sì, che resiste fino a quando? Fino a quando arrivano i belgi, sopra la seconda metà dell'Ottocento, con 1.000.000 di soldati armati di cannoni e mitragliatrici, e radono al suolo il suo palazzo, che poi era un villaggio, ma è una di quelle leggende di terrore africano. C'era una persona che applicava, non perché li aveva imparati da noi, ma applicava
insomma tagliava teste ed altro, certo, liberamente a chiunque transitasse, quindi e anche lui si definiva all'epoca il grande re, non l'impero perché non aveva questo termine, però il grande re del Centro Africa. Quindi è una storia complessa. Per me la cosa importante è quella di poter aiutare a fare delle riflessioni, avere l'idea di leggere anche qualche libro, di rivedere anche qualche film e di avere degli spunti anche sul tempo presente. Allora, io credo che... Prego, vuole concludere? La ringrazio. Niente. No, allora... la ringrazio, concludo su questo, no. su una riflessione, sì, su un invito a vedere anche alcuni aspetti che sono trasportati nel tempo presente da quel periodo. Diciamo che la storia è sempre storia contemporanea, come diceva Croce, no? Certo, la storia si ripete, cioè, il comportamento degli uomini è sempre lo stesso, che poi abbiano una divisa di un colore piuttosto che una bomba o una spada, ma comunque quello che tutte le interpretazioni della storia si riferiscono al momento attuale. Sì, tra le altre, però bisogna anche fare una storia, diciamo, parallela. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi normalmente studiamo la storia secondo diciamo, un concetto verticale. Tempo, quindi 1800, torniamo a Cesare, andiamo avanti, eccetera. Invece bisogna aprire anche parallelamente e fare delle comparazioni. Per esempio, ci sono state delle civiltà che la guerra l'hanno, per quanto è stato possibile, l'hanno evitata volutamente. E sono state due repubbliche, quella di Venezia e quella di Genova, che nel Settecento erano le repubbliche, erano gli stati più ricchi al mondo. Venezia aveva una quantità di oro che superava tutto l'oro dell'Europa dell'epoca messo assieme. Cosa vuol dire? Che sì, sono stati costretti a fare la battaglia di Lepanto perché chiaramente c'era un'aggressione da parte dei musulmani, ma quando Venezia ha vinto la battaglia di Lepanto è andata dall'imperatore musulmano e ha detto quanti sono stati i danni di guerra, lui gli ha fatto l'elenco e i veneziani hanno pagato. Non so se mi spiego, questo è un altro tipo di civiltà e non a caso i veneziani hanno costruito una città in mezzo alla laguna di una bellezza che ancora adesso incanta. Genova la stessa cosa. Chi distrugge Genova? Napoleone. In quel momento addirittura Genova era più ricca di Venezia e la distrugge completamente. E cosa fa? Dà in mano agli inglesi il Mediterraneo, che era il Mare Nostrum. Gli inglesi non avevano possibilità di commerciare più di tanto. Perché c'è la guerra contro la Turchia dopo, successivamente, no? Perché? Perché se volevi fare la via della seta dovevi pagare dazio e lo pagavi sui Dardanelli e a un certo punto gli inglesi fanno l'ultima crociata contro l'impero. Poi cambiano idea perché dice se noi facciamo la crociata poi i russi arrivano fino a Istanbul e il dazio ce lo mette lo zar, che era Alessandro I, se ricordo bene. E addirittura vai in Inghilterra a parlare con la regina d'Inghilterra e dice fate questa crociata, vengo anch'io. E lei risponde no, tu no, lasciatemi passare la battuta. E difatti si alleano con i turchi, si alleano con Napoleone III e finalmente anche con i Savoia e fanno la guerra di Crimea, 1854-56, che è una guerra nata e morta senza vincitori né vinti praticamente. Ecco questo. Ma nella storia abbiamo un esempio. Venezia e Genova erano straricche e Venezia era un impero. Ma addirittura nella Lega di Cambrai, tutta Europa, pacifista naturalmente, come al solito, tutta Europa contro Venezia, perfino il Papa contro Venezia, e Venezia vince, ma vince pagando, se li compra tutti uno a uno,
non vuole la guerra, perché una guerra porterà a un'altra guerra e un'altra guerra ancora, e non vuole assolutamente. Ma questo concetto di non farsi vantaggio, di non avvantaggiarsi dei conflitti, l'hanno imparato anche gli inglesi. Gli inglesi non, mentre Hitler diceva noi siamo così, mai gli inglesi sono vantati di avere, perché il vantarsi di possedere gli altri a un certo punto può ritorcersi sugli stessi provocatori. E a questo punto mi fermo, ma lascerei ai nostri telespettatori di seguire la storia di Venezia e la storia di Genova, che insegnano un percorso totalmente diverso che ancora adesso non è stato preso in mano, non è stato considerato. Però ricordiamo una cosa, che Venezia era veramente il punto di riferimento di tutto il mondo, perché la Casa Bianca è un palazzo palladiano. Il sistema di votazione ancora attuale negli Stati Uniti è esattamente quello che veniva applicato a Venezia, e gli americani lo copiano pari pari. E questo naturalmente, questo è rimasto. Ma purtroppo, e questo mi tocca dare, a scuola non insegnano la storia di Genova e la storia di Venezia, perché fu proibita dai Savoia. Bisogna dimenticare il passato e raccontare una bella storia. Ed è la storia di cui noi ci gioviamo spesso, ma spesso che cadiamo in errore perché non siamo riusciti ad andare a fondo sulle altre realtà. Noi vediamo il nostro mondo secondo il nostro punto di vista, ma purtroppo i cinesi, che hanno avuto i danni che hanno fatto gli inglesi e noi compresi, oggi si stanno organizzando. E purtroppo, se continuiamo in questa maniera, avremo dei nemici molto difficili da combattere. Grazie del vostro intervento. Io spero che i nostri telespettatori approfondiscano meglio questa storia, perché è importante questa comparazione storica parallela e non verticale, perché allora si capisce effettivamente che cosa si può fare diversamente anche in Ucraina e anche a Gerusalemme. Ci sono delle soluzioni che storicamente non vengono raccontate, e invece ci sono. Il domandare perdono, come ha fatto Venezia con l'impero ottomano, è stato una salvezza di Venezia, perché alla lunga l'avrebbe persa. Grazie. Sì, certo, grazie al professor Corrado Poli per essere stato in studio qui con noi, e grazie al professor David Burigana in collegamento, grazie per questa nostra... per questa vostra partecipazione. Abbiamo cercato un po', insomma, di andare e analizzare degli aspetti non scontati della storia, e appunto mi unisco all'invito di Ermanno sul fatto di andare a cercare, informarsi e capire anche appunto a volte il significato delle parole, dei termini che vengono utilizzati come impero e quant'altro. Adesso noi, per questioni di tempo, perché siamo già in ritardo, ci sono degli impegni di carattere sportivo, perché subito dopo di noi ci sarà la trasmissione Primo Piano con Claudio Barachino sugli europei di calcio, e quindi ci saranno le analisi della partita persa dall'Italia ieri, ma anche le partite di oggi. Però velocemente volevo ricordare alcune cose per i nostri ospiti silenziosi, informare i telespettatori. Innanzitutto Julian Assange, ricordiamo che il 9 e 10 luglio si terrà la nuova udienza contro l'estradizione, in cui lui potrà presentare ricorso. Nel frattempo sono spariti i documenti sullo spionaggio di cui è stato vittima mentre era ospite, rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, e nel momento in cui appunto era spiato dalla CIA. Ecco, questi documenti sono improvvisamente scomparsi. Invece, per quanto riguarda Narges Mohammadi, vi abbiamo parlato del processo a cui non ha partecipato, non è stato fatto un processo pubblico, ma Narges Mohammadi però è stata condannata nuovamente a 1 anno di carcere. L'accusa in
questo caso è propaganda contro lo Stato. Ecco, ricordiamo che è stata ripetutamente condannata e incarcerata negli ultimi 25 anni per questa sua campagna per i diritti delle donne in Iran e in particolare contro il velo obbligatorio e anche contro la pena di morte in Iran. E poi torniamo a parlare anche di Aung San Suu Kyi. C'è un appello nuovamente del figlio che dice Aung San Suu Kyi compierà, anzi ha appena compiuto 79 anni e si trova ancora in isolamento, agli arresti domiciliari, però appunto il figlio dice io di lei non so nulla, quindi non ha assolutamente notizia della madre. Noi come sempre ribadiamo e sollecitiamo che le accuse per queste persone possano venir meno, possano cadere, possano al più presto tornare in libertà. Mi fermo qui, grazie per essere stati con noi e ci rivediamo venerdì prossimo, come sempre alla stessa ora con TV7 Match. Buona serata a tutti.